Regione Veneto, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Devo dire che Luca Zaia è stato un po' il capostipite di questa tematica, è stato forse uno dei primi a parlare di meteoballe, bufale meteo, e quando cominciò a farlo, già 3, 4, 5 anni fa, veniva anche un po' preso in giro. Oggi tutti i grandi giornali ne parlano, si muovono gli imprenditori del turismo e vogliono fare causa al comparto delle previsioni scappa e fuggi, e forse tutto questo un po' gli ha dato ragione. Io ricordo già nel 2010 Zaia diceva faremo il federalismo meteo, forse era già allora un po' una provocazione, ma come a dire non ci fidiamo più delle previsioni fatte in questo modo, noi ci attrezziamo per fare le nostre. Era così, Presidente? Ma sì, lei dice bene, ho iniziato per primo, ma partendo anche da dei presupposti. Rappresento la regione più turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche e 17 miliardi di fatturato. Per cui sbagliare una previsione per noi veramente significa perdere milioni di euro ogni weekend. E noi abbiamo una preoccupazione, innanzitutto che si capisca fino in fondo che la meteorologia è una scienza, ma si basa su calcoli probabilistici. Quindi immagino che con i suoi ospiti lei abbia affrontato questo problema. Certo. E basterebbe ad esempio cominciare col dire che magari nelle previsioni vi sia anche poi un nota bene finale che dice attendibile al 40%, al 20%, al 70%, quello che è. È sempre meno attendibile più si proietta nel futuro, questo anche abbiamo ricordato. Certo, ma la programmazione della vacanza purtroppo la si fa molto spesso guardando previsioni che addirittura alcuni siti danno anche a 20 giorni. Dall'altro c'è da dire che io credo nell'intervento legislativo, non sono convinto che basti il buon senso delle persone, perché noi non siamo chiamati a fare i meteorologi, noi siamo chiamati a leggere informazioni che siano degne di questo nome. Per cui essere davanti a 300 siti che divulgano meteo, non si sa sulla base di che fonti, che esistono solo molto spesso per avere la possibilità, non voglio generalizzare, ma è spesso così, di avere tanti click per vendere pubblicità, per vendere dati in base alle persone che si sono registrate. Dopo Facebook e WhatsApp la meteorologia è la più cliccata e scaricata. Esatto. E quindi alla luce di questo dico un intervento legislativo ci vuole rigoroso, che in un paese nel quale con il sole si fa turismo, perché è ovvio che l'Italia ha titolo per porlo, un intervento legislativo che metta un po' di ordine in un contesto, in un comparto onestamente dove di casino ce n'è da vendere. Ecco, ma che tipo di intervento legislativo? Che preveda delle sanzioni? Io citavo il caso del Sudafrica, dove si arriva addirittura al carcere, mi sembra forse un po' esagerato, non so, lei come la vede? Guardi, io prima di parlare delle sanzioni parlerei della qualifica e del fatto di avere delle persone che siano titolate a emettere bollettini meteorologici, perché qui li possono fare oggi in Italia, chiunque può aprire un'applicazione per lo smartphone o pubblicare su un sito previsioni meteorologiche un po' raffazzonate, magari anche sintetiche, con l'uso delle icone che sono devastanti per noi, perché una nuvola sul Veneto in questo fine settimana per noi significa milioni di euro in meno. E pensi che noi siamo arrivati addirittura all'assurdo in Veneto di assicurare le vacanze, ma non perché siamo convinti che ci sia la pioggia, perché vogliamo far capire a chi vede le previsioni che comunque noi gli garantiamo la vacanza con il sole, se non c'è il sole paghiamo. Questo è quello che ha fatto il Veneto, tanto per dire. A Jesolo abbiamo questo progetto che funziona, che è quello della vacanza con il sole garantito. Quindi da un lato la qualifica degli operatori e di coloro che emettono i bollettini, e dall'altro una regolamentazione. Cioè se non c'è il sole voi pagate il turista? Questo... A Jesolo funziona così, c'è la vacanza assicurata, ma lo facciamo convinti del fatto che noi il sole ce l'abbiamo e che i siti continuano a dare, che poi guardi, diciamolo fino in fondo, più vicini al mare si è, più il movimento del tempo è garantito, cioè quindi è più facile che magari a ridosso delle montagne piova, ma che il mare pulisca e ti garantisca il sole in spiaggia, perché poi è bene anche ricordarlo ai cittadini, cioè non è che quell'icona, quando uno vede la nuvoletta su Venezia, questo significa che Jesolo, Bibbione, Caorle o nelle nostre località ci sia necessariamente la pioggia. Tutto il giorno poi, no? Guardi, la pioggia nel 90% dei casi non c'è e siamo arrabbiatissimi per questo. Lo sento. Se lei ha ancora qualche minuto la prego di restare ancora in linea, perché abbiamo un collegamento adesso di nuovo da Milano Marittima, dove è la nostra inviata Daniela Mecenate, forse anche con qualche altro ospite. Sentiamo Daniela.
certamente, eccoci qua. Io sono con il presidente dell'Associazione Albergatori di Cervia e Milano Marittima, quindi proprio di qui, Luca Cirilli, a cui chiedo, quindi anche gli albergatori la mattina guardano il meteo per capire come andrà la giornata? Noi effettivamente abbiamo preso l'abitudine di parlarci, perché? Perché ce lo chiede il cliente. Sappiamo quanto è importante la previsione meteo, non il meteo, la previsione meteo, un po' anche per a questo punto fare le offerte, perché abbiamo visto quanto ci influenza ovviamente in termini di vendita di camere e dall'altra parte il nostro fatturato. C'è uno studio dell'osservatorio regionale che dice che 2 italiani su 10 per fare il weekend guardano le previsioni del meteo. Secondo noi, dal nostro punto di vista, questa percentuale è più alta e abbiamo notato che chi la guarda anche chi deve programmare la vacanza vera e propria, la settimana, i 15 giorni. Quindi è chiaro che delle previsioni a 15 giorni che si rivelano puntualmente errate si crea un danno economico importante. Da qualche anno che lo stiamo dicendo e quest'anno con la nostra associazione abbiamo deciso di andare e di farci sentire un po' più arrabbiati. Di andare oltre, anche perché è pure un periodo di crisi, quindi possiamo dire che piove sul bagnato. Sì, c'è da dire però che ancora, nonostante un minore potere di spesa delle famiglie, la voglia di mare rimane. Località della costa rimangono comunque appetibili perché un po' di distrazione dai problemi, anche dai problemi del portafoglio ci vuole, quindi il mare, le richieste ci sono, poi magari riceviamo la richiesta con il posticipo dell'arrivo, con la partenza anticipata, l'annullamento della prenotazione, anche se Daniela, si è pagato la caparra. Eccoci. Io ho un ascoltatore che volevo far sentire anche al Presidente Zaia, Giuseppe da Belluno, buongiorno. Buongiorno dottor Loquenzi, complimenti sempre per le sue... Grazie, dica quello che vuole dire. Sì, io vorrei partire da una cosa, ancora dagli antipodi. Allora, una volta nessuno faceva testo al tempo, sì, si lamentava magari, poi qualcuno che andava per il secondo anno o il terzo anno in ferie e trovava pioggia era lo sfigato, ma nessuno ne faceva un dramma. Io voglio dire una cosa, adesso in montagna la gente è talmente condizionata che aspetta l'ultimo minuto, guarda 10.000 siti, vive male, poi qualcuno dice piove, allora vanno tutti al centro commerciale. Io vorrei dire una cosa positiva. È meglio passare una sola ora in montagna o al mare con i simpatici bagnini che ho sentito prima, anche sotto la pioggia, piuttosto che passare una giornata al centro commerciale. Grazie Giuseppe, abbiamo pochi minuti ancora, volevo tornare dal Presidente Zaia per fargli commentare anche un po'. Siamo veramente diventati un po' troppo ossessionati sulle condizioni del tempo. Ma del resto fa parte del disegno della democrazia digitale, della grande comunità digitale che ci porta ormai ad essere anche telecomandati, teleguidati, no? Questo grande fratello. Del resto ormai noi inconsciamente, quotidianamente facciamo delle attività nel mondo digitale che sono poi delle attività codificate che qualcuno ci impone di fare. E quello del meteo, l'impressione, ha ragione questo cittadino di Belluno, va in questa direzione. Cioè ormai è finito quell'approccio romantico alla vita, no? L'approccio romantico inteso come vado e mi assumo anche il rischio di una pioggia, cioè come sarà Venezia sotto la pioggia, è magnifico. In realtà ormai tutti vogliamo che tutto sia previsto, tutto sia... Siamo nell'era nella quale si sceglie il figlio decidendo il colore dei e quindi vorremmo anche poterci comprare la nostra quota di sole, di bel tempo, di vento, e non siamo più pronti a rischiare nemmeno questo, insomma. Ma assolutamente no, però io penso che ci sia anche un mondo migliore, che è quello di avere le previsioni del tempo, averle con la giusta informazione, quindi con il grado di probabilità, che questo è un dato che manca in tutte le previsioni del tempo, cioè l'attendibilità, e dopodiché la norma, e io mi fermerei qui. Per il resto noi ci arrangiamo perché facciamo un'azione di class action contro chi sbaglia, perché ci siamo sinceramente rotti la scatola. Bene, qui ci fermiamo anche con il Presidente Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, grazie per essere stato dove state, ancora un minuto forse per tornare da Daniela e chiudere questa puntata. Daniela.